Mestre, in un bar di via Fogazzaro vede il cellulare del fidanzato in mano ad uno sconosciuto e chiama la polizia. Una volta sul posto gli agenti hanno identificato l'uomo, un 31enne moldavo, e dopo aver constatato che il cellulare corrispondeva alla descrizione anche dal numero seriale, l'hanno denunciato per ricettazione. Poco dopo è stata controllata una coppia a bordo di un'auto in via Pepe. All'interno gli agenti hanno notato una sostanza polverosa bianca sul tappetino dell'auto, poi rivelatasi cocaina, oltre a del celofan abbandonato a terra. I due, una 25enne russa e un 28enne marocchino, sono stati indagati per possesso di stupefacenti. Massanzago stava lavorando come ogni giorno in fabbrica quando si è sentito male. Max Hitchens, 56enne inglese, era stato assunto un paio di anni fa come montatore. Tutto è accaduto in pochi secondi, come ha dichiarato il titolare dell'azienda che ha assistito alla scena. Una fitta al petto, poi si è accasciato. I sanitari del 118 giunti sul posto anche con l'elisoccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso, che sarebbe avvenuto per arresto cardiaco. Mestre, la polizia è intervenuta 2 volte in un appartamento. Una transessuale 41enne peruviana dava in escandescenze e alla vista degli agenti ha dimostrato un atteggiamento violento. È stata portata in questura e denunciata per resistenza pubblico ufficiale e falsa attestazione sulla propria identità. Poi, condotta all'ufficio immigrazione, le è stato imposto l'ordine di lasciare il territorio nazionale. Ma non è bastato, perché qualche ora più tardi una signora ha nuovamente chiamato la polizia perché la 41enne le stava distruggendo casa. È stata nuovamente denunciata.